visse la sua intera vita accarezzando un sogno: donare alla città di Legnago un museo che ne raccontasse la storia millenaria. Nel marzo del 1970, alla sua scomparsa, la sua idea poteva dirsi pienamente realizzata. La città del Torione aveva numerose collezioni museali, grazie soprattutto a lei, alcune di queste di inestimabile valore. La signorina amava in maniera particolare le sale dedicate all'antichità romana, perché quegli ambienti rappresentavano per lei la conclusione di un percorso iniziato da giovane, quando si era avvicinata alla ricerca archeologica, esplorando palmo a palmo le valli grandi veronesi. Purtroppo nel 2000 le sale dedicate ai materiali romani sono state chiuse per alcuni lavori di adeguamento strutturale e per un nuovo allestimento. Da allora la porta del museo è rimasta chiusa e i materiali archeologici sono rimasti chiusi in un magazzino. Oggi, finalmente, Fondazione Fioroni vuole ridare dignità a quei materiali, riscoprendo l'antico sogno di Maria Fioroni, riallestendo il nuovo Museo Archeologico Romano. Una sfida difficile, di carattere culturale, ma soprattutto di carattere economico, ma anche una sfida affascinante e per noi una sfida doverosa. Per fare questo però abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti voi, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti coloro che considerano i materiali collezionati nel tempo da Maria Fioroni di grande valore e di grande importanza per la storia della città di Legnago. Il nuovo Museo Archeologico Romano della Fondazione Fioroni costituirà un ulteriore tassello della geografia museale legnaghese. Assieme alla Casa Museo della Fondazione Fioroni e alla Biblioteca Civica Fioroni formerà quella che noi chiamiamo la cittadella della cultura di Legnago, che si collocherà nel cuore del centro storico della città. Siamo certi di una cosa: il nuovo museo rappresenterà una grande opportunità di sviluppo per Legnago e la pianura veronese. Arricchirà l'offerta culturale e turistica della città del Torione e rappresenterà anche una grande opportunità per gli operatori del settore. Fondazione Fioroni dunque, nel promuovere il riallestimento del nuovo museo, sta investendo per il futuro del territorio, sta investendo per il futuro del territorio della pianura veronese, ma sta investendo per il futuro di tutti noi.